Un territorio eterogeneo, uno spaccato di Sardegna che si espande tra le province di Cagliari, Oristano e Nuoro per offrire ambienti e sensazioni diversi, quasi contrapposti tra loro, paesaggi morbidi di curve collinari, la ricchezza di una natura incontaminata, ambienti lacustri, grandi tronconi scuri di basalto pianeggianti in cima, chiamati giare. Il tutto arricchito da testimonianze archeologiche presenti con una densità non riscontrabile altrove. Succede nella Sardegna centrale, una regione chiamata della Marmilla e del Sarcidano. Il nostro è un viaggio concepito come una scoperta della memoria storica di ciascuno dei piccoli centri che incontreremo. Ognuno di essi ha infatti conservato angoli intatti che riconducono al proprio passato e che ancora oggi rappresentano significativi elementi della storia di ciascuno. Questi paesi hanno tanto da offrire ai visitatori. La storia millenaria rappresentata dalla presenza di menhir, domus de Janas, splendidi nuraghi, misteriosi templi a pozzo, tombe dei giganti. La cultura religiosa che ha dato origine a interessanti esempi di chiese monumentali accanto alle suggestive chiesette campestri, luoghi dove la fede si unisce alla profanità nei festeggiamenti delle sagre paesane, le prelibatezze di una cucina tipica in cui si ritrovano i sapori di una volta. E accanto a tutto questo, la calorosa accoglienza e la vera ospitalità. Passeremo attraverso un territorio contrassegnato da siti archeologici circondati da un alone di mistero e fascino, la cui imponente mole è dovuta anche ai preziosi giacimenti di ossidiana del vicino Monte Arci, l'oro nero che giustificò i grandi afflussi umani. Tra i tanti Sadomo Iscaombus, tempio ipogeico nel territorio di Morgongiori, il monumentale complesso di Cucurada a Mogoro, Sunuragi di Barumini, incombente sul paesaggio solitario della Marmilla, Genna Maria a Vilanovo Forru, ora compreso in un parco fitto di alberi, il tempio a pozzo di Santa Anastasia dedicato al culto delle acque a Sardara, il villaggio santuario di Santa Vittoria a Serri, il nuraghe a Rubiu in territorio di Orroli, l'unico pentalobato riconosciuto in letteratura archeologica, la fortezza nuragica di Sumulino a Villanova Franca e ancora i menhir di Laconi, suggestivi eroi di pietra, molti dei quali sono ancora inseriti nelle campagne intorno al paese. E infine passeremo attraverso le giare, quella di Siddi, quell'altra di Serri e soprattutto la giara di Gesturi, altopiano minaccioso come una fortezza che cela una natura dolcissima di paludi e terreni erbosi su cui pascolano gli ultimi esemplari dei cavallini selvaggi dagli occhi a mandorla, la cui origine è ancora oscura.